Con i giochi già fatti per la promozione e la retrocessione, adesso la coda del campionato di promozione, Girone A, si è ristretta a tre squadre: Don Carlo Bisilberi, Salemi ed Olimpica Acrecas. Saranno appunto queste tre compagini che si contenteranno la finale con l'altra del Girone B per l'accesso in eccellenza, una sorta di lotteria dove può succedere di tutto e che vede la compagine dei Templi partire sfavorita sulla carta, ma per il fatto di dover giocare soltanto fuori casa le prossime sfide, sempre se riuscisse a superare il primo e prossimo scoglio. Ecco perché in casa Cregantina l'attenzione è massima e i calciatori continuano a svolgere una preparazione meticolosa. Il tecnico Giovanni Falsone tiene sotto pressione tutti quanti e non fa altro che studiare tatticismi e strategie. Del Salemi di Antonio Putaggio si sa poco o niente, c'è uno strano mutismo, specie dopo le ultime esibizioni nel finale di campionato, che ha visto la compagine salemitana presentarsi in campo con un organico imbottito di giovani under. Tra l'altro va ricordato che la squadra trapanese è impegnata su due fronti, playoff e Coppa Italia, ma il primo impegno sarà proprio contro l'Olimpica Acragas. È volata via anche l'ottava giornata di ritorno del campionato di terza categoria di Agrigento, senza particolari sussulti per la vetta della classifica. Sia l'Atletico Licata che il Montallegro hanno vinto e proseguono a braccetto la fuga verso la seconda categoria. Più impegnativa la gara della compagine del presidente Gaetano Profumo, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un forte Eraclea Calcio, crollato grazie ad un bel gol di Bona nel corso del secondo tempo. Più facile invece l'affermazione del Montallegro, che ha rifilato ben 10 reti al malcapitato Virtus Realmonte. Con la sconfitta subita al Leotta, l'Eraclea si stacca dalle due di testa, ma rimane sempre in piena zona playoff, tallonato da vicino dal Città di Ribera. Più distante e fuori dai giochi è il Soccer Palmeira, che è ritornato alla vittoria superando il Reale Unione. Adesso il campionato di terza categoria osserverà un turno di sosta per le feste pasquali e riprenderà la domenica successiva, 28 aprile, con la sfida di Cattolica Raclea tra la compagine locale e il capolista Montallegro, mentre l'Atletico Licata sarà ospite del forte Città di Ribera. Dall'esito di questo doppio confronto e a 3 giornate dalla conclusione del torneo può succedere ancora di tutto.